Ci sono media che possono distorcere i fatti, che possono incitare la gente o incoraggiare l'odio, ma d'altra parte ci sono media che sono in grado di illustrare i fatti come sono e costruire ponti tra le persone. Creare ponti, oltre le evidenze di un conflitto lungo 60 anni che ha cancellato la capacità di confronto. I mezzi di comunicazione di massa, in particolare l'informazione, possono fare la differenza tra la pace o la guerra, in un luogo simbolo dell'incomunicabilità tra Israele e Palestina. A crederci è la Regione Veneto, leader di un progetto europeo legato alla costruzione del dialogo nel Mediterraneo, iniziato nel 2010, con lo scopo di promuovere l'imparzialità dei media e allo stesso tempo sensibilizzare l'opinione pubblica e dei professionisti dell'informazione riguardo il loro ruolo nel circuito della violenza. Due ambiti di intervento portati avanti parallelamente grazie all'impegno dei partner locali. Dapprima il Palestine Israel Journal, rivista di geopolitica a redazione mista che ha funzionato come think tank per una riflessione feconda sul ruolo del giornalismo nei conflitti, essendo per tradizione un incubatore di esperienze ponte tra israeliani e palestinesi. Siamo la quarta rivista in inglese di Israele. Tutto nella rivista è per metà israeliano e per metà palestinese, dai redattori ai dirigenti, dagli impiegati al comitato editoriale, tutto è metà e metà. Parlando della struttura del giornale, per noi ogni pubblicazione è un numero tematico, un focus su un particolare aspetto o tematica relativa al conflitto israelo-palestinese, oppure sui processi di pace in corso, visti a 360 gradi. Per esempio, abbiamo realizzato numeri sui rifugiati, oppure sulle problematiche di confine, sugli insediamenti, sulle problematiche ambientali, sulle donne, sui bambini, sul futuro, eccetera. Altro braccio destro è stato il College di Netanya, sede di una delle scuole di comunicazione e di studio sul conflitto interno più prestigiose di Israele, che invece ha proposto ai propri studenti una serie di seminari pionieristici di analisi critica dei media e della loro narrazione delle parti. Noi del College di Netanya, la Regione Veneto e tutti gli altri partner del progetto siamo arrivati alla conclusione che una delle sfide più grandi di questo conflitto sia riuscire a educare in modo equilibrato le persone e soprattutto i professionisti coinvolti nel settore dei mass media o ancora più in particolare chi tra loro si occupa delle coperture dei conflitti. Informazione cristallizzata, percezione reciproca fatta di stereotipi, pregiudizi ormai tramandati da generazioni tra Israele e Palestina non vivono solo nel cuore dei cittadini, ma soprattutto nella quotidianità di radio, televisioni e giornali, che descrivono ormai la realtà di questa parte del Medio Oriente demonizzando l'altro o vittimizzando se stessi. Peace Through Media Education, ovvero PET-MED, una pace attraverso una nuova educazione dei mezzi di comunicazione. È il progetto targato Nord-Est con cui si è tentato di cambiare le cose. Con PET-MED abbiamo tentato di esaminare varie dinamiche. Come funzionano i media, a chi o a cosa sono assoggettati. Del resto oggi il mondo dei media è influenzato fortemente dall'economia, dalla pubblicità, insomma dagli affari. La cosa più importante è che loro che sono coinvolti nella produzione di notizie dovrebbero stare attenti a quello che fanno, capirne le implicazioni. Non può continuare a funzionare come un ingranaggio nella grande macchina dell'informazione, ma deve condividerne la responsabilità derivante dal proprio lavoro. Bisogna rendersi conto che esiste una dinamica globale in cui siamo inseriti e che in questo flusso continuo è doveroso assumere comportamenti più coscienziosi. Per esempio, essere attenti a quali aspetti enfatizzare in una notizia o quali titoli mettere in un servizio, decidere se sottolineare solo i fatti o anche il contesto che li ha anticipati e così via. In this project, we are discussing how the media
In questo progetto, il progetto PetMed, abbiamo cercato di capire il ruolo che i media possono avere in questo conflitto e come possono coprirlo. Abbiamo quindi organizzato 2 seminari, 2 tavole rotonde con 6 giornalisti israeliani, 6 palestinesi e 6 italiani. 2 giornate molto costruttive che hanno coinvolto in un caso studenti palestinesi della Facoltà di Scienze Politiche con i loro professori e nell'altra studenti israeliani di giornalismo. Tutti i ragionamenti che ne sono scaturiti, comprese le conclusioni, sono stati organizzati in un documento di proposta che stiamo per pubblicare, tradurre in 3 lingue e distribuire a chiunque sia coinvolto nel settore della comunicazione. Caporedattori del turno di notte che cambiano i titoli dei giornalisti che hanno recuperato le notizie durante il giorno, diffidenze interne, interessi pubblicitari ed economici. Il progetto europeo coordinato dal Veneto ha permesso un confronto fattivo sui problemi quotidiani tra giornalisti di entrambe le nazionalità, portando allo scoperto difficoltà che spesso non hanno nulla a che fare con l'oggettività, ma con interessi più grandi. Nelle 2 tavole rotonde organizzate in seguito al progetto abbiamo ospitato delle relazioni interessanti di giornalisti israeliani. Con schede e filmati hanno mostrato i titoli di diversi giornali o TV israeliani relativi ai fatti del conflitto, come distorcono i fatti e come spesso ignorano importanti tematiche o rovesciano le prospettive delle notizie. Problemi simili sono stati riferiti dal direttore responsabile di Al Jazeera qui in Palestina, che ci ha confermato il ruolo diverso che potrebbero ricoprire i media sul territorio. Quello che davvero desideriamo come giornalisti attraverso il progetto è una maggiore oggettività da parte di tutti i media. Sappiamo che non è facile, sappiamo che alla fine della giornata ogni professionista deve rendere conto di svariati interessi, non tutti di carattere informativo. In questo vademecum ci sono un buon numero di consigli, anche molto pratici, indirizzati ai diversi attori che agiscono nel settore dei media, come gli editori, i direttori, i giornalisti, perché ognuno di loro ha un ruolo diverso dall'altro, ma tutti assieme, nella loro interezza, costituiscono i mass media. E poi vorrei dire che è importante anche il ruolo delle scuole di giornalismo. Insomma, come e cosa si insegna ai giornalisti o a coloro che lo diventeranno. Inoltre è giusto pensare anche all'utenza finale, pubblico o lettori. Vorremmo che anche loro si trasformassero in consumatori di informazione più attenti, non solo per quello che vedono o leggono, ma anche per capire certe dinamiche che sottendono il mondo dell'informazione e richiedere a loro volta agli stessi media maggiore responsabilità. Credo che questo documento possa diventare materiale interessante anche a livello educativo per tutti gli studenti di giornalismo, non solo qui, ma anche in altri paesi. E proprio a quei particolari consumatori di informazione che sono gli studenti di giornalismo e i futuri educatori delle nuove generazioni palestinesi ed israeliane è stata dedicata la seconda parte del progetto, che ha coinvolto da vicino il mondo accademico israeliano e palestinese. L'idea, in un certo senso, è quella di distruggere la loro innocenza professionale, rendendoli più critici nei confronti del mondo a cui appartengono, ma in modo intelligente e istruito. In fase di progettazione abbiamo pensato che uno dei modi migliori per fare questo fosse formare i futuri insegnanti, ovvero gli studenti di pedagogia o anche gli studenti di comunicazione o perfino i liberi cittadini, perché proprio loro hanno modo di verificare i pregiudizi sistematici dei media e delle coperture dei conflitti.
Ho sviluppato il programma del corso, davvero interessante e stimolante, tra l'altro completamente diverso da quello che insegniamo di solito in questo college. È stato un miscuglio interessante di un normale corso accademico con un seminario, perché gli studenti hanno messo anche in pratica il lavoro fatto e hanno potuto davvero vedere le cose in modo completamente diverso rispetto al solito, intendo rispetto alla loro educazione fino adesso. Quello che abbiamo trasmesso con questo corso è stata la capacità di uscire dalla loro scatola e vedere che ci sono punti di vista alternativi sulle diverse teorie riguardo al consumo dell'informazione. Hanno imparato che ascoltare, leggere o guardare i vari mass media non è solo recepire i fatti, ma imparare a vedere l'altro, capirne le logiche che ci stanno dietro, chi e come si sta muovendo, il mondo stesso del giornalismo e dell'editoria e infine gli stessi interessi politici. Nei corsi che abbiamo tenuto sia qui a Netanya che agli studenti del college Oranim e Levinsky, abbiamo optato per le classi miste di arabi e israeliani, peraltro già esistenti. Uno dei risultati è, per esempio, che uno dei ragazzi palestinesi ha scelto di insegnare autonomamente queste nozioni nel suo villaggio natale di Bak el-Garbia. Comunque, anche per noi insegnanti non è stata la prima esperienza di insegnamento a classi miste. Certo, è stata la prima volta che abbiamo scelto di farlo in questo modo. Abbiamo proseguito però una tradizione educativa già in uso qui a Netanya. Tutti gli studenti che hanno frequentato questo corso pensavano che in un giornale i fatti fossero riportati esattamente come sono. Dopo il corso, grazie al progetto, facendo i confronti con varie testate diverse, hanno capito che le stesse notizie hanno versioni notevolmente diverse, sia sui giornali che alla TV. E quindi penso che ora, dopo il corso, questi ragazzi siano molto più informati e assolutamente più consapevoli che non tutto quello che leggono equivale alla verità. I risultati sono stati proprio soddisfacenti. C'è stata una partecipazione molto ampia perché abbiamo proposto il progetto in 3 diversi college, 2 di questi con indirizzo pedagogico, il terzo è proprio il college di Netanya. E ora stiamo completando la formazione con alcuni seminari nei licei che abbiamo scelto di rendere obbligatori per i diplomandi. A mio parere ora gli studenti hanno un diverso approccio con i media e vivono diversamente le notizie riportate rispetto a come erano abituati. Assolutamente, speriamo di poter replicare il progetto su scala più ampia, ma ad ogni modo anche a questo livello i risultati ci sono stati e più che soddisfacenti. Credo che per me e per gli altri studenti che hanno frequentato il seminario sia stata un'esperienza divertente ed interessante. Partendo dal principio che credo che la maggior parte delle volte noi vediamo quello che vogliamo vedere, grazie a questo corso noi studenti abbiamo acquisito una prospettiva diversa sul mondo dei media e dell'intera informazione. C'è da dire che anche prima di questa esperienza non ho mai valutato l'intera faccenda del conflitto israelo-palestinese in termini assoluti, come bianco e nero, come bene e male.
Anzi, ho sempre percepito che era tutto molto più complesso. Però sono diventata molto più critica. E siccome sono una persona che cerca la pace, frequentare il corso è stata un'occasione per rafforzare la convinzione di un cammino che già stavo percorrendo. L'impatto dei seminari educativi per studenti è stato importante anche in altre università coinvolte nel progetto. I principi di pace e di comunicazione non violenta sono approfonditi da professionisti dei media nel campo dell'educazione alla pace. My job in this was working together with the Veneto region as education media. Il mio incarico in questo progetto è stato lavorare assieme alla Regione Veneto come esperta in educazione di pace e formatrice in campo giornalistico per elevare la consapevolezza della grande responsabilità e del ruolo dei media su come viene trattato il conflitto in Israele, in Palestina e anche all'interno di questi due paesi. Ho lavorato con l'Università di Al-Quds per brevi ma intensi periodi con gli studenti del corso di mass media. Mi sono concentrata soprattutto sui cosiddetti bias, ovvero i pregiudizi sistematici che si innestano nella rappresentanza dell'altro, qualsiasi cosa significhi altro, soprattutto coloro che non sono d'accordo con noi. Credo che all'inizio gli studenti non fossero molto consapevoli di quello che li attendeva nelle 2 intense giornate del corso. Un corso in cui hanno imparato come possono essere influenzati, ma anche come possono percepire le notizie da entrambe le parti di questo conflitto. Solo dopo le reazioni a queste 2 giornate si è capito che c'è una differenza, perché ora hanno capito quanta responsabilità c'è sulle loro spalle quando diventeranno giornalisti. E alcuni di loro, dopo questo corso, si stanno chiedendo se sono le persone giuste per fare questo lavoro. Televisioni, radio e giornali, così come costruiscono le fondamenta della rappresentazione sociale generalmente accettata della realtà, possono certamente influenzarla. In questa parte di mondo possono essere con la stessa facilità un'opportunità oppure un'arma. La differenza nell'utilizzarli nell'uno o nell'altro modo risiede in una consapevolezza critica sull'influenza del proprio ruolo abbandonata da tempo. A livello mediatico il risultato di questa indifferenza o sfiducia si traduce in una copertura molto parziale del conflitto, come già ammesso anche dai professionisti intervistati in questo breve reportage. Tale situazione, oltre ad alimentare l'odio, ostacola una maggiore comprensione degli eventi in corso, preambolo necessario ad una definitiva e realistica risoluzione del conflitto. A contrastare questa tendenza ci ha pensato la prima fase del progetto che per la prima volta dopo la seconda intifada è riuscita a mettere attorno ad un tavolo il gotha del giornalismo palestinese ed israeliano, separato dalle implacabili imposizioni sulla sicurezza nazionale. 20 i principi su cui i professionisti sono riusciti a convergere, 2 semplici pagine costate ore di confronto. Integrità, indipendenza, precedenza ai fatti ma con attenzione al contesto, scontati ma neanche troppo nel resto del pianeta in queste zone particolarmente difficili da osservare. Questi i nuovi comandamenti che dopo il progetto PET-MED il giornalismo mediorientale ha ritrovato. Proprio in questi giorni le linee guida stanno diventando patrimonio comune di quanti più professionisti possibile. Arriveranno anche sulla scrivania di Stefania Sboarina, direttrice di una testata molto particolare che fa capo alla custodia di Terra Santa News, un notiziario in 6 lingue che, pur sottolineando le bellezze di questi luoghi, non è esente dalla difficoltà di raccontarli nella maniera più rispettosa possibile di tutte le parti in gioco. Io credo che sia un ruolo molto importante, anche un po' difficile e delicato a volte, però credo che l'obiettivo dei media cattolici cristiani, in quanto tali appunto, sia proprio quello di, come dire, cercare di raccontare anche un'altra storia, senza chiudere gli occhi su quello che ci accade intorno. Per carità, noi diamo spesso notizie anche per esempio delle difficoltà dei cristiani che vivono in questa terra, ma non soltanto dei cristiani, perché è giusto farlo. Però cercare di raccontare anche un'altra storia o altre storie, credo che questo faccia la differenza, cioè crei nella sensibilità delle persone che ascoltano e che guardano questo fazzoletto di terra, crei una sensibilità diversa, più positiva e con più speranza.
Certamente l'aspetto più innovativo dell'iniziativa europea è stata la pianificazione di una serie di seminari di alto profilo per giovani universitari o studenti superiori su come diventare consumatori critici di informazione. Gli scopi del progetto PetMed sono stati molteplici. Far capire ai giovani come funzionano i mass media, far capire proprio a israeliani e palestinesi del domani come giornali, radio e TV usino due diversi modi di raccontare, perché è così. Israeliani e palestinesi narrano due conflitti diversi. Tutto questo, sapientemente astratto, potrebbe servire come linea guida alla copertura di altri conflitti, perché in ogni guerra c'è una parte in causa più attenta a se stessa, ma molto meno alle ragioni dell'altro. In questo senso, il progetto è stato davvero importante, perché abbiamo registrato esempi di tanti studenti che davvero hanno scoperto un'altra storia oltre la propria, attraverso il percorso fatto attraverso il progetto. Inoltre, l'offerta formativa nata da questo non si è limitata solo a lezioni teoriche, ma a molte attività pratiche come l'analisi di testate, telegiornali e così via. In questo progetto insomma ci si è sporcati le mani, anche se sarebbe più corretto dire che le centinaia di ragazzi coinvolti hanno accettato di lasciarsi contaminare l'anima con il seme saggio del dubbio. Da questo progetto ho imparato molto sull'idea di un nuovo consumo critico dei mass media. La maggior parte di noi guarda i telegiornali, legge i quotidiani, ma non ha un'idea del perché alcuni fatti sono contestualizzati in un modo e nell'altro, o perché, per esempio, gli avversari vengono sempre rappresentati in certi modi, come il conflitto stesso. Credo che l'idea stessa di diventare un consumatore di informazione più critico sia il primo passo per rompere gli schemi mentali della rappresentazione del prossimo. Si spera che lo sviluppo di una nuova capacità di leggere il conflitto, al di là dei pregiudizi e delle barriere sociali, abbia effetto nel migliorare i principi di tolleranza e di pace in un'area che ha visto solo conflitti. Senza illudersi però, perché la crosta di diffidenza che divide palestinesi ed israeliani è resa solida da paure, dolori e ferite reciproche difficilmente comprensibili a chi non vive questa situazione. Bisogna viverci dentro a questa situazione, dentro a questi temi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di noi israeliani. La gente lavora, deve pensare a tirare avanti, alla propria famiglia, ai bambini, ognuno insomma ha i propri problemi e credo non abbia l'occasione di porre a se stesso domande sul proprio modo di concepire il conflitto. Quindi credo sia fondamentale raggiungere con questa nuova consapevolezza la gente comune o anche i gruppi di opposizione che non credono alla pace e coinvolgerli in progetti come questo e anche di più. Per esempio in contatti personali tra israeliani e palestinesi o progetti di cooperazione oltre confine. Credo che il progetto abbia davvero raggiunto il suo scopo. Non è stato perfetto, del resto quale progetto lo è? E un atteggiamento non si modifica da un giorno all'altro, ma credo sia stata un'ottima spinta che, senza usare istanze di tipo politico, ma solo elementi già in nostro possesso, ha migliorato la situazione in termini di comprensione umana e reciproca. Use what we know in order to improve the situation in human terms. Entro un paio di settimane il progetto PetMed, la coraggiosa visione di comunicare la pace attraverso i mass media, finirà il suo percorso biennale. Non è stata una vana provocazione per tutti i partner coinvolti e la speranza è di poterlo ripetere, magari con diffusione maggiore, magari coinvolgendo quei mezzi di comunicazione che in questo primo tentativo pionieristico sono stati esclusi, ovvero i social network o la rete più in generale, magari anche con continuità. L'idea era di formare le persone, ma non solo, anche di utilizzare il progetto, la sua pionieristica unicità, come base per progetti futuri. Perché poi la difficoltà dei progetti è che hanno un inizio, hanno un termine e poi muoiono lì. Qui invece stiamo valutando un percorso ulteriore per il progetto e speriamo di farcela.
una cosa è certa, per 2 anni, anche grazie all'intervento della Regione Veneto, si è costruito un ponte, forse stretto, forse insicuro, ma pur sempre un nuovo strumento per superare la disillusione comune che la pace sia un luogo irraggiungibile.